Bene amici, salve. Eccoci qua con il nuovo oroscopo della settimana che va dal 12 luglio al 18 luglio. Però prima di iniziare la lettura dello zodiaco segno per segno, volevo ricordare a tutti quanti voi che il sottoscritto si occupa di ricerche esoteriche, di scienze esoteriche, cioè vado a fare delle ricerche che riguardano il mondo esoterico e la ritualistica dell'antico tempo, ed ecco perché io ho, diciamo, un po' di successo per quanto riguarda i ritorni d'amore, legamenti d'amore, distacchi d'amore, anche quello mi occupo. Quindi se siete stati lasciati dal vostro compagno, il vostro compagno è andato via con un'altra donna, vi ha abbandonati, insomma, e volete che torni da voi come prima o più di prima, io posso aiutarvi a farlo impazzire per voi, perché sono l'unico in possesso di antichi rituali che riguarda il mondo esoterico. I miei numeri li trovate qui nello scroll di questo video, va bene? E andiamo con la lettura dello zodiaco segno per segno. Iniziamo dal segno dell'Ariete, amore. In questa nuova settimana di luglio dovrete stare parecchio e tanti a non farvi prendere troppo dall'istinto. Con i sentimenti comunque le cose potrebbero andare bene. Se siete impegnati e avete avuto dei problemi col vostro partner, questo periodo potrebbe essere perfetto per trovare un punto di equilibrio. Se invece siete single, potreste fare delle nuove conoscenze. Quindi probabilmente a metà settimana ci sarà qualche ottima conoscenza per voi single, va bene? Il segno del Toro, amore. Se con la vostra dolce metà ultimamente ci sono stati dei problemi, questa settimana sarà più piacevole, più garbata, anzi, e sarà anche lei molto, o lui, molto più disponibile. Chi ha avuto una crisi di coppia, infatti, potrebbe finalmente trovare una maggiore tranquillità nella relazione d'amore. Riuscire a trovare un punto in comune è una soluzione non tanto difficile. Può succedere. Non si escludono dei nuovi incontri se siete single. Nuovi incontri in arrivo per fine settimana, penso venerdì, sabato potreste fare nuove conoscenze. Voi dei gemelli invece, il segno dei gemelli, in amore, questa potrebbe essere una settimana veramente speciale in amore. Se avete una persona al vostro fianco, vi risulterà molto semplice aprire il vostro cuore, quindi sarete molto corrisposti, molto più disponibili. Se invece avete già una relazione amorosa attiva, riuscirete a confermare la vostra relazione. Tutto andrà per il verso giusto e le emozioni non mancheranno certamente per questa settimana. Più attenti invece gli impegnati che stanno affrontando una grave crisi con il partner, cioè non avete più come organizzarvi perché c'è nervosismo in coppia, non si può più parlare e questo vi sta dando veramente, come si usa dire, fili da torcere. Il segno del Cancro, amore, tutto filerà liscio per le coppie innamorate. Questa sarà una settimana molto interessante per chi invece è single e vorrebbe provare delle emozioni nuove con qualcuno. Ok?
quindi sarà una settimana molto emozionante per voi. Chi ha il cuore libero dai sentimenti in questi giorni e per tutto il mese di luglio potrebbe fare delle nuove conoscenze che potrebbero rilevarsi molto molto importanti. Il segno del leone, amore. Ultimamente potreste avere avuto troppi impegni esterni a quelli amorosi. Magari non vi siete sentiti al top. Lo stress potrebbe influire moltissimo nelle coppie. In questa nuova settimana del mese, però, le cose potrebbero andare meglio. Vi sentirete più tranquilli e sereni. Per questo potrebbero essere dei giorni più gratificanti pure per chi è solo. Il segno della Vergine. Amore, questa potrebbe essere una settimana molto importante non solo per chi è già impegnato sentimentalmente. Chi ha un partner potrebbe prendere una decisione per il futuro, magari una convivenza, ma forse pure una proposta di matrimonio. Se vi siete lasciati o separati, potreste fare delle nuove conoscenze in questa settimana. Nuovi incontri che non si escludono nemmeno per i single. Auguroni ragazzi. Il segno della Bilancia in amore. Per queste nuove giornate estive del mese di luglio, il pianeta dell'amore sarà in un buon aspetto e dovreste proprio approfittarne per avere il meglio da questa settimana. La posizione di Venere dunque potrebbe garantire una settimana buona sia per le relazioni già esistenti sia per le nuove conoscenze di chi è single. Saprete come muovervi e quali atteggiamenti utilizzare nei rapporti, quindi siete decisi a sapere quello che volete. Il segno dello Scorpione, amore. Non sarà una settimana troppo semplice per voi del segno dello Scorpione, ma anche per le persone che vi stanno accanto. Il fatto è che se con il partner ci sono dei problemi, sarete decisamente preoccupati. Lo stesso varrà pure per gli altri tipi di rapporti personali. In questi giorni, poi, le criticità potrebbero venire ancora più a galla e complicare la situazione. Per i single non sono previste grosse novità, tutto rimane tale quale. Il segno dell'Acquario, amore. Sembra proprio che in questa settimana sarete più concentrati sul lavoro che sulla sfera intima e privata. Non saranno giorni troppo problematici comunque, ma probabilmente non dovreste aspettarvi nemmeno grandissime novità. Sarete presi da tutt'altro. Occhio a non dimenticare le passioni, le emozioni e i sentimenti, anche se sono nuovi per voi. E andiamo con il segno del Capricorno. Amore, in questa settimana di luglio c'è chi di voi potrebbe ritrovarsi a fare una scelta importante e magari inaspettata, determinata decisione in amore, ma pure un nuovo rapporto potrebbero avere delle conseguenze. Per questo dovete ricordarvi che certe scelte possono influenzare tante altre situazioni, anche nel corso di tutto il 2021. Il segno dell'Acquario, amore. Non saranno dei giorni ricchi di cambiamenti o passi in avanti per le relazioni. Voi cercherete senz'altro di stare lontani dai problemi, contrasti e dalle polemiche.
Allontanatevi comunque da questi disagi, potreste dunque allontanarvi pure dai disagi amorosi, sia per quanto riguarda le coppie che le nuove conoscenze. Per i single non sarà un momento troppo entusiasmante. Il segno dei pesci, amore. In questa settimana potrete riflettere un po' e da qui capire che i sentimenti sono importanti. Per chi è impegnato in una relazione d'amore, queste saranno delle giornate abbastanza serene, senza grossi problemi da dover affrontare. Sarà invece un periodo un po' più sorprendente per quanto riguarda i cuori liberi. Proprio in questa settimana potreste fare un bell'incontro interessante. Bene, così abbiamo concluso l'oroscopo dello zodiaco segno per segno della settimana che va dal 12 luglio al 18 luglio. Il sottoscritto vi saluta, vi ringrazio per la vostra squisitezza e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana. A tutti quanti voi, che le stelle siano sempre con voi.